sono Francesco Zennaro, mi presento, dico due parole su di me. Io ho 37 anni, vivo e lavoro a Chioggia, sono socio lavoratore presso una cooperativa sociale e svolgo la mansione di impiegato di segreteria presso una medicina di gruppo integrata. E proprio nella mia formazione sono laureato in discipline del cinema e ho realizzato per l'Ampi di Chioggia l'ultimo Partigiano, proiettato il 25 aprile di 2 anni fa proprio qui a Palazzo Grassi, e l'Ampi ha poi pubblicato un mio piccolo video documentario precedente che è L'eccidio della famiglia Baldin e di Narciso Mantovano. Questi sono temi che mi hanno sempre interessato, che ho sempre coniugato tra i miei studi e una volontà di coscienza sociale e politica, e successivamente sono sempre stato vicino al Partito della Rifondazione Comunista e dal 2017 sono segretario del Circolo di Chioggia. Spesso si è discusso di cosa potrebbe essere fatto a livello regionale per la nostra città. La nostra città ha sicuramente il primo problema che viene alla mente è un grosso problema infrastrutturale e di viabilità. Abbiamo visto anche questo fine settimana come le strade si siano bloccate di fronte all'afflusso di turisti. Abbiamo visto come questa viabilità, che è ancora ferma a quella degli anni 60, sia insufficiente e inadeguata, e come in 25 anni di presidenza del centrodestra nella nostra regione non vi sia stato nessun apporto per un miglioramento per quanto riguarda l'isolamento infrastrutturale della nostra città. Noi pensiamo che uno sviluppo debba essere fatto verso un altro senso, non certo in una Romea a 1000 corsie, ma debba essere fatto nello sviluppo del trasporto pubblico, nello sviluppo delle infrastrutture di tipo ferroviario. Abbiamo una linea, la Chioggia-Rovigo, che è ancora da ferma a quella che era moltissimi anni fa, quando invece questa linea che unisce la laguna del sud di Venezia al delta del Po debba e possa essere l'unione in quel che riguarda un importante territorio interessantissimo e unico a livello ambientale, oltre che a livello culturale, perché sappiamo che Chioggia è una città che ha delle caratteristiche uniche e che tutti quelli che vengono a visitarla ne rimangono affascinati. L'unione di queste aree del territorio per un loro sviluppo è una strada da cui non possiamo prescindere e che deve prendere appunto uno sviluppo in questo senso. Un altro elemento molto importante, che è di certo collegato anche al lavoro che faccio, è quel che riguarda la sanità pubblica. In particolare, a nostro avviso, molto di più deve essere fatto per quel che riguarda la prevenzione. Infatti a Chioggia Sottomarina abbiamo 4 medicine di gruppo integrate. Queste medicine di gruppo integrate hanno avuto, a nostro avviso, una funzione importante anche per quel che riguarda l'emergenza Covid-19. Sappiamo che in aree, per esempio della Lombardia, ci sono stati moltissimi contagi, si sono trovate moltissime persone che hanno dovuto recarsi dal medico non sapendo di essere ammalate. Queste medicine di gruppo integrate, che sono sparite dal piano sanitario della Regione Veneto 2019, a nostro avviso devono non solo essere reinserite nel piano sanitario, ma devono essere sviluppate e implementate. Potrebbero diventare dei gioielli per quel che riguarda la prevenzione anche di tipo primario, anche per chi non presenta nessun tipo di patologia. Però sappiamo che è al futuro dobbiamo guardare, e gli strumenti ce li abbiamo, li dobbiamo sviluppare e dobbiamo continuare ad investire su questo. Fondamentale anche la scuola. Sappiamo anche noi a Chioggia abbiamo un istituto alberghiero che è regionale. Questo è a gestione completamente regionale e potrebbe essere
veramente al servizio della città e del territorio. Questi sono i punti principali che secondo me riguardano la nostra città, oltre a quel che riguarda il territorio agricolo e la pesca, però questi sono punti che a nostro avviso vanno affrontati a livello generale, prima di arrivare a dei punti specifici per quel che riguarda la nostra città. Darei la parola al candidato presidente Paolo Benvenu, il quale ci presenterà i principali punti della campagna di solidarietà ambiente e lavoro. Un'unica cosa prima di chiudere: lo slogan della mia campagna elettorale è pane al pane, il pane come elemento fondamentale per la vita, un diritto di tutti, il pane come frutto del lavoro, il pane come dono dato dalla lavorazione del grano, dono della natura. Questo si ricollega alle 3 parole fondamentali della nostra lista: solidarietà, ambiente e lavoro. Alle elezioni regionali Veneto del 2020 votate solidarietà, ambiente e lavoro. Paolo Benvenu presidente, Francesco Zennaro candidato consigliere. Grazie Francesco.